Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Finalmente oggi torniamo a lavorare su un nuovo progettino, ma prima vi faccio vedere qua i progressi che sono stati fatti dall'ultima volta e poi iniziamo un nuovo progetto. Come potete vedere qua all'inizio, proprio a fianco all'ingresso, abbiamo fatto una parete attrezzata dove mettere tutti gli attrezzi di uso comune, ovviamente ne mancano ancora alcuni, qua sotto i consumabili, piccolo magazzino di viti. Questo qui non rimarrà qui, anzi lo vedrete in un prossimo progetto. La pialla l'ho un attimo sistemata, tutta restaurata, che aveva un po' di ruggine sui piani in ghisa, e ho fatto un pianetto per poterla spostare agilmente con il transpallet. Qua invece nell'angolo è stato messo tutto un rack, quello porta morsetti di ogni genere, e qua in fondo è stato spostato compressore e aspiratore, che principalmente quello lì ora lo utilizziamo per la pialla. Dall'altro lato invece abbiamo una parete intera di attrezzi, tutti che vanno a 220, compreso della zona del tornio, dove ho allestito una piccola pegboard con tutti gli attrezzini, le sgorbie più comuni, altre sono lì sotto, luce immancabile, aspiratore, protezione e tutto. Se avete qualche suggerimento su qualche progettino da fare col tornio, sarò molto contento di approcciarmi a questa tecnica e portare un contenuto su questo. Qui a fianco trapano colonna, dove qua verrà attrezzata in futuro tutte le punte, dalle Forstner alle quelle per legno, per ferro, in modo che siano tutte a portata di mano. Seganastro invece abbiamo messo la lama quella piccola per poter fare tutte le curve e i contorni su robetta piccola, mentre per roba un po' più aggressiva c'è quell'altra 380 e qui l'angolino col banco fresa e tutti gli accessorietti. Il progetto di oggi consiste nel costruire un bel tavolo per la troncatrice. Come sempre qui ho il mio progettino fatto con Fusion e qua ho tutto il materiale che ci serve. Utilizzeremo pannelli in multistrato da 18 e da 25 di spessore. L'idea è di posizionare il tavolo qui in mezzo, dalla colonna fino più o meno qua, sarà lungo 4,5 metri circa. Ora dobbiamo fare solamente la base e tutti i vari mobiletti componibili, mentre per tutte le altre feature che vedrete poi nei prossimi video, le vedrete. Perfetto, ora ho tagliato già tutti i 10 pannelli a 80 cm, che sarebbe proprio questa misura qua, pannelli interi, pannello intero, siccome è 80-80, questi sono più piccoli, ho fatto i 10 tagli così, in modo da ricavarmi queste striscette per fare questo cabinet qui. Di questi ce ne vogliono 6, per cui adesso mi sono posizionato qui sopra, prendiamo le misure, 622 e cominciamo a tagliare tutti a pezzi. Ottimo, tutti i tagli sono stati fatti, adesso dobbiamo solo passare all'assemblaggio e di questi mobiletti ne servono 6. Yeah!
6 di questi, 6 di quelli. Ora con questi qua sotto che sono gli scarti faremo un rialzino tipo come nella cucina, per farci stare quei 10 cm di piede sotto, per cui si parte. La struttura di per sé è molto semplice. Di queste bisogna farne 2, queste sulle misure, questo i tagli, da dove è fatto, bim bum bam piccozza. Bene, tutte le parti sono state montate, la base invece ho solo preparato i pezzi per domani. Per oggi chiudiamo qui e noi passiamo a... Per fare il piano sopra, lo vuoi esattamente grande come quello o qualcosa che esce un attimo un po' di più? Forse se esce un pochino è comodo. Quanto? 4 secondo me. Ok, 4.
Ok, tutta la struttura è stata montata, il top è stato tagliato, preso, sistemato e fissato. Perfetto. Quello che manca da fare cos'è? L'ultimo piccolo dettaglio che mi manca per terminare la prima parte di questo progetto è usare il rifilatore con una punta a raggiare e stondare un attimo i bordi di questo top. Dopodiché abbiamo finito. Perfetto, i tavoli sono stati terminati, levigati, raggiati e pronti per il prossimo passaggio, che è fare un mobiletto centrale per mettere la troncatrice, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi a me non mi resta che solo che salutarvi, ringraziarvi sempre per il supporto e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.